I soggetti Eccoci principali. qua. Buonasera cari amici, io sono ancora in tenuta extra vacca, sempre perché Amazon porta il Io latte e stasera io vado a no. prendere la posta, e lei no, vedete anche l'albero, cioè, lei no, e un No, pinguino. però ho un pinguino. Fagli vedere il pinguino, fagli vedere la zona pinguino. Non aumentiamo, ecco, questa zona pinguino, non andare sotto perché dopo c'è... ci siamo Abbiamo capiti. queste belle tute calde. Tutte belle calde perché qui di caloriferi non ce ne sono più. Tolti, Ne abbiamo via. tolti A via risparmio. ed sono entrate le mucche. Bene, cari amici, voi sapete, mi ha detto, vedete, hanno dimenticato di mettere l'altro nome, come si dice? Sì, ma lascia stare. Superfluo. No, vabbè, mettiamo solamente questo qui Ma un perché pochettino più piccino, ma non si può, un po' meno. no, ma i nostri amici, aspetta, Siamo in diretta. Comunque, dopo c'è il... Come avrete capito, ceniamo anche noi. Anche noi mangiamo il fieno della mucchetta. Bene, cari amici, allora se volete fare le domande, mi raccomando, nome, data di nascita, è una domanda ricca Ma di... sul serio, ma non lo puoi mettere un po' più sottile sto coso? Sì, Mi sento quasi impiccata dai nostri nomi, un po'. No? Attualmente non... Non Dov'è? si Lo può. tolgo, lo tolgo dopo. Ecco, va tanto ormai. E poi c'è scritto sopra, in the garden, Maria vuoi che lo tolgo? E va là. Intanto salutiamo Panda84. Panda Ciao, Pandina. ciao Pandina, ciao, grazie. Se vuoi fare una domanda, mi raccomando, il nome, data di nascita, poi una domanda piena di voglia di esprimere, di spiegare e via dicendo. Ok, va bene, adesso vi diciamo anche Chi siamo per i nuovi, per tutto gli dici pippone del nostro sito. Poverini, ma sei sicuro di volerli sottoporre a questa tortura? Va bene, allora. Aspetta che Alessandro Nero, ciao. Ciao Alessandra, ciao. Ciao. Beh, ha messo la sua data, il nome, benissimo. Sì, manca la domanda. Alessandra, anche la domanda. Apprezziamo lo slancio. Allora, ragazzi, ovviamente metterete il nome, la data di nascita, tutto in un commento solo, anche la domanda, così che non andiamo cercando qua e là, ricomponendo un puzzle. Ma mentre il Marietto fa gli esperimenti dalla regia, vi ricordo appunto che trovate moltissimo materiale e sicuramente anche molte informazioni che ci riguardano sul sito www.ilcapitano.altervista.org. È un sito che è online dal 2015 ed è da allora, insomma, che divulghiamo in forma totalmente gratuita il materiale contenuto all'interno del sito. Sì. Ovviamente questo materiale è supportato anche da quello che abbiamo condiviso come materiale video sui nostri canali YouTube, quindi molte dispense in formato PDF che potete scaricare sul sito trovano corrispondenza in video di spiegazioni all'interno dei nostri canali YouTube. Mi raccomando, quindi non pensiate che sui nostri canali ci siano solo i video delle dirette, andate piuttosto a cercare nelle playlist quanti sono gli argomenti e quanti sono i video per argomento che abbiamo divulgato nel corso di questi ultimi anni. Quindi mi raccomando, avete tantissimo su cui cominciare, girarvi. Infatti anche Pandino ci dice che lei sta studiando radionica da quando ha trovato il sito, e questo ci incoraggia perché vuol dire che siamo sulla strada giusta da 50 anni. Esatto, ci fa sicuramente molto piacere. Esatto, il Marietto è da 50 anni che cammina, forse anche di più. No, 50 anni in questa vita. In questa vita. Io avevo 12 anni, adesso ne ho 45. Ma non li dimostri? Non li dimostro 45? No, non ne dimostro 12? No, ne dimostri 60. Ecco, hai ragione. L'altro giorno ci hanno chiesto se eravamo pensionati. Non sapevo se offendermi. Perché ci vedono sempre... O pensare, sai, quei pensionati governativi, 9 mesi, pensioni d'oro, ma sapete, quelli col fondo schiena di sasso, dici? Esatto. Per il pubblico lavoro fisso. In Piemonte si dice sul cadreghin. Sul cadreghin, no, non siamo tipi, siamo sempre sul pezzo, vivremo sempre di magia fino a
all'ultimo battito. Finché Dio ci dà respiro. Esatto. E quindi è così. Allora, bene, detto questo, ovviamente anche i nostri gruppi Facebook sono un modo per entrare in contatto con noi, per attingere materiale e risorse gratuite. Ricordo per gli amici che ci seguono e anche per quelli che sono nuovi che i gruppi Facebook si chiamano i casti sacerdotali e radionica, radiestesia, tarologia ed ermetismo. Quindi se vorrete diventare parte della grande famiglia che ormai conta 3.500 persone. Ma sì, 3.520. Aspetta che vado a controllare, tu continua. A proposito, ok, siete i benvenuti, non avete altro che fare domanda di accesso e vi accoglieremo volentieri. Detto questo, ricordo comunque che nelle sezioni del sito trovate anche i nostri servizi professionali, quindi 3.527 bellissimo, fa sempre piacere, la famiglia cresce. Bene, dicevo appunto nelle varie sezioni del sito trovate anche i servizi professionali. Vi ricordo appunto ritualistica, astrologia, tarologia, radiestesia sono i nostri ambiti lavorativi, quindi sicuramente la valutazione della situazione che state vivendo passa anche per uno studio astrologico, per i metodi di divinazione, le indagini radiestesiche, quindi metteremo a servizio durante il consulto tutte le tecniche che sono insomma nostre competenze e quindi applicheremo poi le strategie migliori, può essere il protocollo radiestesico, può essere una combinazione di circuiti, piuttosto che i sigilli o la ritualistica. Di sicuro qualcosa smuoveremo nel corso del tempo e potremo fare un bel percorso anche insieme se lo vorrete. Detto questo, vi ricordo inoltre che proprio perché siamo estremamente produttivi e nell'arco di tutto questo tempo non ci siamo mai tirati indietro di fronte alla divulgazione, abbiamo sulle nostre spalle anche numerosi ebook che trovate sia nella sezione shop del nostro sito. Sì. E quelli che trovate lì sono personalizzati sulle frequenze di chi lo commissiona, di chi lo acquista, e anche gli ebook che trovate sul sito Il Giardino dei Libri, dove troverete anche i 2 libri cartacei che gli hanno stampato, sono stati pubblicati da Home Edizioni, quindi io ho il pregio di essere stata in qualche modo scelta da una buonissima casa editrice e quindi troverete anche la versione cartacea di un paio degli ebook disponibili sul sito, anche se Magia Radionica della Madonna dei Ghirli ha degli aggiornamenti e quindi delle cose in più nella versione cartacea. Bene, detto questo, diciamo che io taglierei per il pippone, direi di cominciare a rispondere. Io farei una piccola appendice sul nostro talismano, perché è un Best Buy, e un Best Buy che vorrebbe dire uno forte, insomma, che viene venduto forte, un acquisto importante che molti hanno. Diciamo, traduciamolo, è il nostro cavallo di battaglia. Sì, il nostro cavallo di battaglia è il number one, perché effettivamente è qualcosa di forte. Sono molte ormai le persone che lo hanno acquistato, nell'ultimo che lo usano quotidianamente, ma io stessa ce l'ho sempre ormai da anni al collo. Aspetta che lo tolgo. Ecco, io ho la versione precedente, per dirvi da quant'è che ce l'ho, quello che vedete in sovraimpressione è la versione recente, quindi è sempre di ottone non nichelato, quindi non ha questa lavorazione dorata, ma è nel colore originale dell'ottone. Anch'io non sapevo che avesse questo colore nella sua in natura, questo è il colore dell'ottone, non lo sapevo, ho sempre pensato che fosse dorata, invece quello dipende dalla rodiatura, da altre lavorazioni che subisce. Quindi è un materiale assolutamente tollerato da tutti i tipi di pelle, anche le più sensibili, e al di là di questo il valore intrinseco dei simboli contenuti nell'immagine, ma non solo, è stato lavorato anche con programmazioni radioniche, radiestesiche, per tutelare il suo possessore
da qualsiasi tipo di problematica che possa essere pericoli di natura fisica, occulta, pericoli legati alle persone magari e alle relazioni nocive che si hanno intorno. Quindi è pensato per proteggere il suo possessore con 9 livelli di protezione diversa, quindi 9 programmi solo di protezione più i programmi di riequilibrio dei corpi sottili, di stabilizzazione e aumento del magnetismo personale. Ricordo che non stiamo parlando di un magnetismo carismatico, estetico, parliamo di un magnetismo legato al recupero fisico, a quell'aspetto sottostimato che è legato però alla guarigione, al mantenimento della vitalità, e che ovviamente si traduce anche in un approccio molto più positivo alla vita, no? Quindi se siete carichi di magnetismo, ovviamente tutto viene migliorato. Oh, grazie Marina, ero così presa, ho visto che c'era un commento sovraimpressione, mi ero presa dal pippone della Hilde. Il pippone della Hilde, amore, guarda che alle 7:30. Esatto, allora rispondiamo. Grazie Marina. No, perché dobbiamo scendere un'idrovola perché deve tirare su, no? E allora dobbiamo scendere e tirare su perché c'è un lavoretto da fare, quindi taglia sì, perché sennò qui va bene, allora cominciamo a rispondere, va bene, lasciamo al Marietto che allora guardiamo un po' già le domandine. Allora, Loredana Megna ha già sbagliato a fare la domanda, non ci siamo Loredana, perché primo manca il nome, non è, poi manca la data e poi manca tante altre cose, quindi Loredana scartata. Bene, vediamo se poi integra casomai, esatto, facciamo in tempo. Allora, facciamo in tempo. Vediamo... Poi, ad esempio, l'Alessandra Negro, giusto? Non ci siamo anche qui perché qui c'è il nome. No, l'ha scritto sotto. Sì, ma secondo te, guarda qua, di vita che ho fatto adesso mi porterà bene. Ma secondo te ha un senso? Non sappiamo che scelte hai fatto. Come facciamo a rispondere? Capisci? Cioè, amici, qui è una cosa seria, non siamo in una stalla con le mucchette. È una cosa serissima. È una cosa serissima. Noi le sibille le no. prendiamo sul Vabbè, serio. Al di là degli scherzi, al di là se volete una risposta dovete fornire qualche... Scusate che c'è anche lui. Anche lui ha deciso di far vedere quanto è seria la cosa partecipando. No, ma a parte gli scherzi, signori, le sibille sono una cosa seria. Non si può interpretare le sibille se non è formulata chiaramente. Quindi andiamo avanti e vedo che c'è qualcosa che potrebbe essere, però proviamo a rispondere. Maria Rosaria almeno ha fatto una domanda. Ciao, vorrei sapere se no, ma anche Panda Pandino non ci siamo. È qui. Ma la data sua di nascita? Ah, è vero. Maria Rosaria 84. Vediamo se arrivano delle aggiunte, cioè possibile. Allora, questo ad esempio, ecco, la mia data di nascita, e l'ha messa qua su. Sì, ma guarda, allora, Veronica, la nostra Vero. Le piace sapere, almeno qua ci siamo, possiamo risponderle. Allora, buonasera, mi piacerebbe se c'è un nuovo amore in arrivo. Allora, Veronica, primo, se c'è un nuovo amore vuol dire che non ce n'è, giusto? Ecco, allora intanto Veronica, visto che sicuramente sei collegata, ci scrivi se sei singolo, sei magari addirittura d'arrivo già con un'altra situazione di cui non ne puoi più. No, questa è un'altra pandina. Allora, Veronica, sei singolo, perché dobbiamo essere chiari, cioè se non mettete una domanda piuttosto corposa, complessa, non è che noi siamo... Però prova ad aggiungere questa cosa, cominciamo a vedere cosa ci dice. Se c'è un nuovo va a finire amore. Che non rispondiamo a nessuno. Alessandra? Grazie Alessandra. Integra la tua domanda, che ti rispondiamo. Dai Alessandra, integra la tua domanda, fai una domanda seria, che ormai ci conosci, dai via. Ti prego, perché... Ok. Separata, quasi divorziata adesso. Era ora, cioè devi fare, Veronica, bene. una domanda seria come questa. Allora, devi scrivere, Veronica... no, gli spiego, no? Allora, devi dire, io sono divorziata, single, vuoi sapere se arriva qualcosa, poi giù il pippone della data. Quindi, no, perché così la cosa... Perché Panda Pandina dice che l'ha scritta la data, ma
ha detto una data Sì, è no, la questa. data è questa, però non mi piaceva la domanda, perché cioè, vorrei sapere se all'Androne succede qualcosa di bello. In che senso? Bomba atomica, soldi, denaro, salute? Capisci? Ah sì, È no, troppo è troppo generica. generica. Allora ragazzi, forse Ah, sì, scusa. facciamo così. Nome, data di nascita, Mm. una domanda formulata in modo chiaro su un argomento specifico, con quanti più dettagli riuscite a fornire, non perché così vi date la risposta da sola, ma perché compaiono molte figure o molte situazioni che poi cominciamo a dire potrebbe voler dire, invece Esatto, se già date degli input noi riusciamo a esatto. dirvi questa persona sta facendo così, quest'altra cosa, attento a questo, attento a... quindi è importante per voi, perché non perdiamo tempo, che infatti Esatto, è già perché sennò sembra partito una un quarto pagliacciata. d'ora. No, esatto, perché il concetto è che se voi non scrivete la domanda in modo che si possa capire, io cosa ne so se la Veronica era sposata, divorziata, Poi si vedeva adesso, magari il marito e oppure, dicevamo, ma c'hai accanto una persona che ti vuole bene. esatto, oppure alcune volte È salta fuori la successo. donna maritata e non si capisce se è la vicina di casa che porta il caffè O se un o altro una che è già concorrente, sposato, esatto. ok? Mm? Se no Benissimo, andiamo bene, l'una bene. L'importante è parte. che capiate, perché se no, Esatto, visto che rubate tempo anche agli altri, le sibille possono rispondere a qualsiasi cosa, allora No, se non adesso c'è una io voglio rispondere a direzione, Veronica. bravo, Separata, quasi divorziata, adesso è comunque adesso single, vediamo la nostra, vero? la data 29 maggio 84. 94, Benissimo. E allora bene. vediamo cosa le aspetta Mhm. sotto il profilo sentimentale. La nostra Veronica, vediamo sotto il profilo sentimentale se arriva qualcosa di nuovo. Sibille per la nostra Veronica dell'84. Sei pronta? Sì. Allora, vediamo un po' per davvero. Vero, queste carte ci fanno capire che è passato un periodo impegnativo, un periodo in cui hai avuto notizie brutte che ti hanno fatto piangere, che insomma non sono carte leggere. L'apertura è di una donna che ha sofferto, di una donna che è stata delusa, di una donna che... Occhio anche eventualmente a nuove conoscenze adesso, eventualmente. Sì. Adesso Veronica, attenzione perché l'apertura è un po' impegnativa. Sei però una donna forte, una donna virtuosa. Ci siamo, Ilde? Vai tu, pinguina mia. Io? Vai tu, pinguina mia. Allora, Veronica, sembrerebbe, io adesso vorrei capire se hai un figlio o se questo domestico è probabilmente una figura, un uomo un po' più giovane di te, un collega, qualcuno che in qualche modo vicino a te ha riaperto qualche speranza, qualche aspettativa o che magari si è avvicinato con l'interesse, insomma, di avere comunque quantomeno un'avventura, un coinvolgimento nei tuoi confronti. Però ecco, la cosa curiosa è che comunque compaiono due figure nella linea del passato vicino a questo sacerdote, quindi c'è da capire se è un riferimento probabilmente a certe situazioni che stai affrontando, se avete figli, no? Quindi se il rapporto da cui ti stai separando e per cui si vede proseguire un percorso legale, riguarda anche eventuali figli, oppure se queste figure in realtà si riferiscono a qualche aspettativa che hai avuto nei confronti di una persona, magari qualche ingenuità, no? Qualche... Falso? No, sai, quelle Scivolone? aspettative Toccate così fuga? mature, no? Che però in realtà, vedi, perché si capisce che Scusa Veronica, questa è la linea passato. del passato, Quindi noi non esatto. sappiamo nulla della Veronica, nel senso non sappiamo se ha figli, insomma è la prima volta che la sentiamo e quindi è un Esatto. grande punto di È domanda. un Per punto questo di dovete fare le domanda. domande bene a corpose. Però nel presente, nella linea presente, vediamo che sei molto delusa, attimi di gelosia e vedo che qualcuno pensa alla nostra Vero. Pensa alla nostra Vero e cerca di ricucire. Magari che c'è qualcuno... Magari anche lei che desidera
finalmente un po' di sollievo, che qualcuno le restituisca un po' di tranquillità. Esatto. È comunque una situazione ancora turbolenta, non si sono calmate le acque, o se non altro le persone che si possono avvicinare a te in questo momento, nonostante il tuo desiderio, no, Pensa che la Veronica un po' di sollievo. Un aggiornamento. Non ho figli, ma ho avuto una storia breve nel frattempo in cui ho creduto, è perfetto. Eccolo perché quindi o era un collega o era un uomo leggermente più giovane, ma non adeguato. Non adeguato, vero? Non adeguato. Ma Esatto. aspetta, vuoi andare avanti te o vado avanti io? No, se vuoi andare avanti tu. No, vai pure avanti te. Beh, nonostante questo momento ancora un po' così, tra la paura di non riuscire più a trovare qualcosa di giusto per te, la delusione, ma nello stesso tempo le aspettative, c'è un incontro importante. Sì. E diciamo con una persona grande, magari fra pochi mesi, direi. Potrebbe essere un uomo comunque più grande di te, ma che abbia almeno tra i 40 e i 50 anni. Ma è un uomo piuttosto un uomo Questo completo. è uomo. Questo è il vero uomo Mascium. vero. Se poi viene anche col pigiama della mucca, top di gamma. Sei sicura? Vai sul sicuro, te lo dice Marietto. E tu quel giorno vestiti da pinguina. Così siamo sicuri anche no, così siamo sicuri. Comunque anche l'incontro con questa persona sarà importante, è una brava sancirà qualcosa di nuovo, probabilmente anche qualcosa che svilupperà anche fin da subito una forte attrazione con questa persona. Però c'è qualche aspetto che ti preoccuperà un po'. Evidentemente o ti dovrai nascondere o ci sono delle situazioni che saranno poco chiare che ti scoraggeranno, avrai paura magari di eventuali bugie, non sarai sicura di cosa devi fare, o avrai paura di essere scoperta, chi lo sa. Cioè, il succo per il momento è che, ok, la situazione non era proprio eccezionale. Non siamo partiti nel migliore dei modi. Siamo partiti in salita, profilo tirato, e però sembra arrivare a qualcosa di veramente interessante, positivo. Però quel positivo che lascia l'amaro in bocca. È un positivo in prima battuta, però poi c'è qualcosa di nascosto. Attenzione, ladro falsità può anche dire che magari ti affliggerai per qualcosa che non c'è veramente. Potresti anche sospettare che lui ti tradisca mentre non è una bugia. Ok, quindi attenta perché magari... Sì, lì è un grande punto di domanda, però il finale com'è? Beh, il finale è chiaroscuro, non è semplice, quindi ci sarà una serie di... Vedi, la riunione vuol dire che ritornerai molto probabilmente assieme a qualcuno che già conoscevi. È un ritorno molto combattuto, forse nascosto, strategico, non lo direte magari. E tu avrai paura di perderlo. E magari lui ti o prenderai le distanze da qualcuno. Sai, non conoscendoti, Veronica, la situazione è un pochettino come un pendolo di qua e di là, però diciamo qualcuno incontrerai, sarà una persona positiva all'inizio, ci sarà molto fuoco. E anche un'altra cosa, può essere che questo ladro falsità e ammalato possa essere una persona che torna. Sì. Attenzione, una persona che si insinua mentre sei con questo uomo qua, con cui nascerà un rapporto. A un certo punto non sarai più sicura di quello che dovrai fare, non saprai cosa è giusto fare. Sembra che tu tornerai con un'altra persona. Non so se era la cosa giusta da fare, però. Quello lì compariva come gran signore. Esatto. Io starei io starei sul gran signore, per non saperne leggere né scrivere, come si dice. Sì. Sarei sul gran signore. Bisognerà che lo riconosca, però. Insomma. Più di quello che le abbiamo detto. Più di quello che abbiamo in una diretta gratuita non si può. Esatto. Bene, andiamo avanti. Chi è la prossima? Non ho figlio, ho avuto una storia. Sì, ok, la Veronica ci ha detto. Ci saluta LM. Ciao LM. Ho capito chi è. Sai chi è la LM? Sì, ho capito. Ciao Luca. Allora, poi? Sto cercando di trovare una domanda. Ma forse
La Chiara, mi sembra che sia una bella domanda completa. Vediamo un po' la Chiara. Chiara, prima di tutto rispondici se ci sei. Vediamo se ci sei. Se ci segui, batti un colpo se ci sei, se no passiamo E poi c'è un Facebook user che dice buonasera, mannaggia. Allora, caro amico Facebook o amica Facebook, dovrai autorizzare StreamYard alla pubblicazione dei tuoi commenti affinché si possa vedere chi sei, perché purtroppo StreamYard e Facebook non hanno un'interfaccia diretta, quindi senza autorizzazione non può prelevare dati sensibili StreamYard. Mi raccomando, per autorizzare StreamYard dovete andare. Brava Chiara che c'è, quindi adesso rispondiamo. Andate prima dove c'è nel gruppo il post che annuncia la diretta. In alto, sulla finestra che manda poi alla diretta, c'è il link www.streamyard.com/Facebook. Cliccate lì, autorizzate con un altro clic su quella barra azzurra che si aprirà. Fine, a quel punto potete tornare nel post di Facebook e entrare nella diretta e lì avrete dato l'autorizzazione, così vi vediamo. Benissimo. Ok. Ok, la nostra Chiara, via. Beh, noi stiamo bene, si vede? Squinternati come al solito, vabbè. 25 aprile 2003. Vorrei sapere se da parte di Daniel 8 settembre 2003 ci sia un interesse nei miei confronti. Va bene, vediamo se Daniel ha interesse con la nostra Chiara, giusto? Nei confronti di Chiara, sì. Chiara, se il nostro Daniel mi sembra che il Daniel sia secondo me è l'occasione di un corteggiamento, di un flirt. Magari non sei l'unico oggetto di interesse. Diciamo che il Daniel è un po' un'ape, va su tutti i fiori. Però non è un no, non è un ni perché mi sembra che il Daniel va su vari fiori. Va su vari fiori e qua casca il fiore. Allora, la partenza, diciamo che il Daniel, diciamo così, era motivato, Topolo? Sì, sì. Però, sai, Chiara, vuoi dirla a te? Perché non riesco a trovare le parole. Ma allora, sai, c'è stato sicuramente una qualche apertura nel passato, ma è finita e si è bloccata, quindi deve essere successo qualcosa che ha proprio... Sì, lui ha visto che tu sei una donna di valore, ma poi ha tirato il freno a mano in un modo pazzesco nel passato. Nel presente addirittura adesso, lui non viene solo, lui... viene accompagnato da un pericolo. Sembra proprio una ex che gli gira intorno, quindi un'altra persona. In futuro può esserci un'occasione magari di chiarire quello che sembrava aperto in passato e iniziare qualcosa. E forse c'è una qualche possibilità. Una toccata e fuga, ma poi potrebbe entrare in scena un adulto che cerca di... Sai, questo... Ah, beh, lei non lo vede. Non lo vede. Sì. Sì, perché non vede. Capisci, queste sibille qua non mi lasciano stare tranquillo. Proviamo a... Sì, esatto. Vedi, queste sono le uniche sibille che fanno vedere che c'è delle possibilità. A un certo punto c'è qualcosa che si può fare, sembra esserci l'interesse anche magari a consolidare un qualcosa di più e magari, come dire, per certi versi sembra che tu lo voglia anche di essere proprio la sua ragazza. Ma secondo me qui ne arriva un altro, cara mia. Quindi anche se Daniel si dovesse interessare a te, prima di tutto possibilmente arriva qualcun altro per te, ma non escludo che anche lui poi si guardi in giro. Quindi non è esattamente... Chiara, dico che insomma Chiara è un periodo questo che dovresti stare un pochettino attenta, perché mi sembra che ci sono tanti mosconi ma che vogliono solo mosconi api? Ape Maia? Insomma, non mi sento di dirti in tutta sincerità che sono persone, perché tu sei una donna, si vede subito da partenza, c'è la speranza, una donna con delle qualità forti, insomma, top, ma qui questi personaggi qua mi sembra che vogliono più che altro fare i furbetti. Però il marito queste cose non le dice, le sibille,
quindi e ne arriverà un altro Daniel, magari si chiama Daniel anche lui, l'altro. O Daniele. Daniele o Danielitos, lascia stare, comunque, va. sei giovane. Sei giovane, ce la farai. Avrai questi hanno del 2000, hanno un'età di 100-120 anni come minimo. Altri 100 anni davanti. Rinnovabili, no, perché hanno un'aspettativa altissima, quindi tranquilla che ce ne sarà di mosconi, né? Sì. Cosa facciamo? Salutiamo gli amici perché dobbiamo accendere idrovola giù di sotto, che abbiamo acqua fino alle caviglie. Bene, cari amici, grazie di essere stati qui. Noi ci vediamo. Oh, la Chiara, finalmente uno che mi dà ragione, perché miseria c'è un utente. Sì, ma dico, no, non in quel senso, come uno solo, no. No, beh, voilà, benissimo. Prego Chiara. Bene, allora vi ricordiamo i prossimi appuntamenti: martedì alle 21:15, sempre su questi canali e sempre con la sottoscritta, e di nuovo giovedì alle 19 insieme. Se volete pure un consulto a pagamento, 20 euro, 40 minuti. Sì. 40-45 minuti, noi ci siamo per voi. In privato. Grazie. Ciao cari amici.